partiamo con Luana Teso, questo veramente importante incontro che è stato fatto per far capire l'importanza della parità di genere, questa donna che si deve sempre salire la scala e non trova mai l'ultimo gradino perché è sempre più lunga. Prego, Presidente. Sì, grazie Mirella. Allora, è stato un evento molto importante, il primo che noi come Confapi Donne Treviso abbiamo realizzato. E è stato un evento che ci ha dato un grande successo perché già 3 giorni prima eravamo sold out con le prenotazioni e non ci aspettavamo nemmeno noi tutta questa adesione. Quindi significa che è un argomento importante, è un argomento che le nostre giovani donne imprenditrici sentono proprio e nel quale c'è bisogno di fare molta formazione e di continuare a parlarne perché è un argomento veramente che interessa un po' tutte. La meritocrazia fatica ad arrivare perché anche se noi ci diamo da fare, anche se ormai soprattutto nella provincia di Treviso ci sono moltissime aziende condotte e gestite da donne, però comunque le donne continuano ad essere sempre messe un pochettino in secondo piano rispetto all'imprenditore. Quando si parla di imprenditoria si pensa sempre all'imprenditore, all'uomo, non si pensa difficilmente alla donna perché si ritiene che la donna abbia altri interessi, altri ambiti e invece non è così. La donna a volte è anche più professionale e più qualificata dell'uomo proprio perché ha sempre bisogno di dimostrarlo. Quindi si impegna, si informa, cerca di avere le qualifiche necessarie perché si sente sempre nella situazione di dover dimostrare quelle che sono delle sue capacità. E sentiamo le imprenditrici, questa mattina la Presidente Luana Teso, cosa si intende per sicurezza del lavoro e come la vedete. Il problema è grandissimo, abbiamo dei numeri che veramente fanno riflettere, una volta non avevano niente ma non c'erano questi numeri di morti, adesso abbiamo un'alta tecnologia, parliamo di intelligenza artificiale e i morti nel lavoro crescono. Cosa sta succedendo? Prego, Presidente. Allora, intanto la ringrazio per questo servizio perché il tema della sicurezza è un tema che sta particolarmente a cuore al nostro Presidente della Confapi Venezia, che è Marco Zecchinai, che avete anche visto nell'intervista. Che salutiamo. Che salutiamo. È importantissimo e sono state dette delle cose estremamente importanti. La formazione è fondamentale, conoscere le regole per evitare problemi è fondamentale, per evitare anche danni alla salute molto molto importanti, ma è anche molto importante mettere tutti i lavoratori, dare a tutti i lavoratori la consapevolezza di quali sono le regole. Il fatto che ci siano molti lavoratori stranieri nelle nostre piccole e medie imprese fa sì che spesso anche per problemi dovuti alla lingua e quindi anche alla comprensione di determinate cose non ci sia una reale e totale formazione e questo può diventare molto molto pericoloso. In ogni ambito ci debbano essere dei controlli adeguati, molto spesso i controlli arrivano a posteriori. Che la legge prevede poi oltretutto? Assolutamente sì. È pur vero che molte volte si parla di queste cose, di questi eventi e si parla di tutto ciò che accade all'interno per i lavoratori solo quando succedono le disgrazie, quando succedono le tragedie. Le leggi ci sono, molto spesso tra la teoria e la pratica c'è un divario un po' notevole e quindi per tanti motivi, perché le scarpe di fortunistica fanno caldo e sono pesanti, perché l'elmetto fa caldo, eccetera, si rischia di essere un po' superficiali. È vero che bisognerebbe mettere in atto dei controlli maggiori e far rispettare, perché in realtà le leggi ci sono e in realtà i dispositivi di sicurezza ci sono e salvano la vita. Purtroppo non sempre ne facciamo un uso un po' ad personam. Per noi la sicurezza è fondamentale, crediamo nell'intelligenza artificiale e crediamo nella promozione del nostro territorio e su questo continueremo sempre a portare avanti il nostro lavoro. In più noi come donne crediamo tantissimo nell'importanza di valorizzare le nostre imprenditrici. Un'altra importante cosa che chiederei alla Presidente, un messaggio veramente che vorrebbe dare a queste donne che fanno anche fatica a capire di essere in sicurezza anche nel lavoro, cosa fare, a chi rivolgersi, queste imprenditrici che forse hanno una sensibilità maggiore proprio essendo donne, essendo madri. Prego. Allora, indubbiamente ci sono tantissime leggi da rispettare nell'ambito del mondo del lavoro e ci sono tantissimi consulenti, ci sono tantissimi corsi di formazione da fare. La formazione è importante essere aggiornati, è importante continuare a crescere e a sviluppare tutto quello che è il nostro percorso professionale. Noi cerchiamo di farlo, per noi è fondamentale fare rete, tutte le imprenditrici che si avvicinano a noi trovano sicuramente sostegno e formazione
sempre e comunque, e per questo per noi continua a essere la nostra mission. Perché iscriversi a questo mondo femminile, queste donne che devono iscriversi, devono fare squadra per riuscire veramente a emergere? Perché significa conoscere delle realtà diverse o simili alle tue, ma che ti portano comunque ad un arricchimento personale, che ti danno delle informazioni, che ti migliorano nella tua quotidianità, e soprattutto fare rete tra donne, perché non è vero che le donne tra loro non si aiutano e non sono, come si dice, e non condividono. Anzi, se vengono messe nella giusta condizione, le donne possono tutto. Ecco, lei è anche associata con FAPI, cosa dice? Ecco, come si sta muovendo questa figura femminile anche per quanto riguarda il mondo dell'arte, della cultura, della bellezza? Prego, Gioia. Intanto buongiorno a tutti. Per quanto riguarda l'arte, la bellezza, la collaborazione, penso che più del nostro territorio non sia esplicativo di questo, ecco. E in questo noi come Confapi, come associazione, crediamo molto in questi valori, e si sta muovendo in maniera attiva, sempre in maniera forse un po' rallentata, ci vorrebbe un po' di più di motore, ecco, però sicuramente dei passi ci sono, e da parte del team di Confapi Donne Treviso e Venezia sicuramente stiamo facendo dei buoni passi, ecco, e anche dal punto di vista dell'associazione giovani di Confapi, ecco. Allora, Gioia, quello che vorrei anche capire, quanto è attirato il mondo femminile, ma anche a livello anche della scuola, questo essere intrigati dal mondo dell'arte, della cultura, della bellezza? Allora, dal punto di vista scolastico, secondo me c'è molto da fare. Vedo che i giovani comunque oggi sono un po' persi anche nella nostra quotidianità, ecco, perché comunque viviamo in un mondo dove i pensieri e le ansie alle volte diciamo che prevalgono, ecco, in altri aspetti che sono fondamentali. Dipende secondo me molto anche dal tipo di approccio che si ha dal punto di vista scolastico e come viene comunicato. Penso che le scuole abbiano un ruolo davvero fondamentale oggi. Ho avuto la fortuna a scuola di avere un professore che mi ha comunicato l'importanza dell'arte e anche quello che c'è dietro l'arte, e aveva avuto modo di fare dei progetti al tempo anche col FAI, appunto, e penso che introdurre in quel momento della vita un giovane a una conoscenza introspettiva, penso che sia un valore veramente unico, e in un territorio come il nostro Veneto, ma nazionale, con tutti gli artisti che abbiamo avuto in passato e che abbiamo tutt'oggi, penso sia fondamentale avere la conoscenza di queste opere, ecco. Allora, Gioia Fracasso, la parità di genere che può diventare, come dicevo prima, a telecamere spente, un'opportunità per la donna, però sì, si fa fatica ad avere questa parità di genere, abbiamo sentito anche dalla Presidente Teso, salari diversi, opportunità diverse, questa donna che fa sempre più fatica a salire questa scala per arrivare alla vetta, alla cima, ma se ci credi c'entri l'obiettivo, ma quanta fatica però, quello che non vale per la figura maschile, questo è un dato di fatto, i numeri sono oggettivo. numeri. Prego Gioia. Sì, io penso che la leadership femminile oggi sia fondamentale e ha un ruolo sempre più cruciale anche successivamente al periodo di Covid che noi abbiamo avuto, in quanto le persone hanno sempre di più la necessità di avere una sensibilità e un contatto umano che per genetica, per comunque appartenenza, generalmente una donna ha insito in sé, ecco. E quindi penso che sia fondamentale parlare di questi concetti, come abbiamo avuto modo noi di fare nello scorso maggio, appunto 24 maggio a Roncade, per poter unire e promuovere ascolto piuttosto che confronto, ecco, e collaborazione tra imprenditrici donne, ecco, perché solo appunto parlandone che riusciamo anche a scavare in questi
in queste dinamiche che purtroppo sono evidenti, però sicuramente sono anche fiduciosa che ci si può lavorare molto bene. Come vedete voi la situazione come Confapi, anche in aiuto di questi amministratori, ecco, di queste donne che stanno cercando anche loro, abbiamo sentito, di unire le forze, non guardare il colore politico su temi così importanti e delicati? Esatto, secondo me quando c'è da risolvere dei problemi che accomunano tutti noi, come appunto criminalità piuttosto che disagi pubblici, bisogna un attimo lasciare da parte quello che è il partito politico di appartenenza e sentire che comunque due partiti politici differenti si accomunano su un tema come trovare una soluzione, quindi un problem solving, è quello che noi vediamo poi nelle realtà delle aziende di tutti i giorni. È fondamentale riuscire ad ascoltare, perché appunto avere e capire la strategia giusta per aiutare il dipendente piuttosto che il collaboratore che c'è in azienda, e poter avere un interscambio tra i due fronti poi permette di essere tutti più collaborativi. E quindi come dicevo prima, stiamo parlando di due ambienti differenti come la cittadina, il popolo, il sindaco, piuttosto che l'azienda, il rappresentante d'azienda e i dipendenti o i collaboratori, però sono due ambienti molto simili, ecco. Che devono fare squadra e sedersi qualche volta attorno a un tavolo assieme. E come diceva la sindaca, nel momento in cui c'è un beneficio del singolo, poi c'è un beneficio anche della collettività.